Oggi qui alla Fondazione parliamo di transizione digitale, che sicuramente richiama alla mente un cambiamento. E cambiamento sappiamo che è sempre qualcosa di difficile, qualcosa di ostico per le persone, perché vuol dire imparare qualcosa di nuovo. Ma la chiave è proprio questa, fare in modo che le persone non vedano il cambiamento, la digitalizzazione come qualcosa di difficile da imparare, ma capire a cosa serve. È fondamentale per le persone sapere che loro sono il primo elemento di cambiamento, non lo strumento. Devono imparare delle cose, devono imparare degli strumenti, dei linguaggi, perché transizione digitale vuol dire imparare un linguaggio nuovo, ma appena capiscono che questo linguaggio serve a condividere informazioni per prendersi cura dell'ospite, le persone capiscono che questo è il loro nuovo linguaggio e lo vogliono imparare e lo vogliono trasmettere. Allora chi li segue, chi li forma, sa che deve far leva su questo, sul bisogno che le persone hanno di condividere informazioni per poter aiutare sempre di più i nostri ospiti. Quindi questa transizione digitale deve essere vista non come un cambiamento difficile da imparare, ma come un'opportunità grande per potenziare il loro contributo, il loro sapere, ma soprattutto il loro grande cuore nei confronti degli ospiti. Lo potranno condividere e saranno tanti cuori che battono insieme. Oggi parliamo proprio di questa nuova spinta della Fondazione. Noi siamo sempre desiderosi di innovare, perché quando si parla di sociale si parla di assistenza. Io credo che invece bisogna parlare di grande attenzione alle persone e ai propri bisogni, ma vuol dire anche saperli soddisfare sempre meglio, sempre di più. Quindi vuol dire essere sempre alla ricerca, essere innovatori sociali e quindi tutta la tecnologia che va messa a disposizione deve essere una tecnologia che soddisfa i bisogni, aiuta le persone, aiuta chi deve prendersi cura, ma soprattutto deve sempre pensare che si può migliorare, si può fare meglio, non solo nel proprio atteggiamento, ma anche nell'utilizzo di strumentazioni. Quindi questo percorso dell'innovazione e della transizione digitale rappresenta un ulteriore tassello dell'innovazione delle strutture, delle residenze, delle nostre case dove vivono i nostri ospiti, dove possiamo organizzare la miglior tecnologia, il miglior servizio, ma poi deve essere sempre contaminato, vissuto dalle persone che ci operano e proprio per questo devono essere aiutate. Quindi diciamo che il raggio d'azione dell'innovazione per la Fondazione è esattamente la direttrice che seguirà sempre.